Senta, ma per caso ho litigato con qualcuno stasera? È andato nello spogliatoio del Manchester City come Guardiola. Ho lavorato fino a tardi, mi presento per chi non mi conosce, sono Gianfranco Becker da JB Consulting, Investment, Advertising, Private Banking and Communication, anche da sport. Su ordinazione, visto il periodo, facciamo anche le caldaroste, i panetti con la salamella e il zucchero filato. Cicatate per tutto dicembre nella nostra filiale mobile in via Pallone. Tutti lì. Ci appoggiamo ad una grande realtà finanziaria del gruppo BNL, Piripì, Parapà, quella stella che sta in bra. E a proposito della stella, che siamo stati incaricati dall'assessore alle Ideone per le salisse e anche dall'assessore al casino sulle strade per cattare fuori qualche soluzione per metterci, diremo, un taccone alle problematiche emerse in centro città legate alle feste di Natale. Quindi ho convocato in fretta e in furia i massimi esperti in Ideone Remediators, Che Bordel Analysator, Parolasse Imprecator e cosa famo adesso? Risolviamo. Abbiamo dato alla luce la nostra personale proposta per cercare appunto di metterci un taccone e placare un cicino gli animi dei residenti di via Pallone e anche dei veronesi in generale. Allora, da un'attenta analisi è emerso che la parola per sé usata per esprimere queste nuove iniziative natalifere è stato che coa. Che coa per raggiungere la città, che coa per cattare parcheggio, che coa per entrare a piedi ai mercatini, che coa per acquistare un panetto unto, che coa per scappare via dai mercatini, che coa per porsi un caffè al bar e andare a spandere acqua, che coa per ritorno sulla macchina, che coa per tornare a casa, che coa per i residenti. E la coa, dove era la coa della stella? Bravo! Che riassunto meraviglioso! Quindi ci siamo guardati nelle bale degli occhi. E abbiamo detto, sfruttiamo questa cosa della coa. Nasce cosita, a Natale siamo tutti più in coa. Con parecchie iniziative a tema. Ci saranno dei banchetti apposta di caffè con la coa come quelli delle giovani marmocchie. Poi ci saranno dei banchetti di panetti unti con coda da vaccinare. Ci saranno delle piste di go-kart per fare i testa coa. Verrà installato uno schermo gigante dove sarà proiettato a rotazione un docufilm dal titolo Il bocciassa stupido e la lucertolina. È la storia di un bambino stupido che ci taglia la coa alla lucertolina, solo che poi alla lucertolina la coa ci cresce, invece il boccetto stupido resta stupido. Per dare un senso appunto alla stella senza coa ci sarà il ciappa alla coa, ovvero una sorta di caccia in culo con i seggiolini attaccati sulle ponte e ci vinse ciapparà un pupassetto di Coda Fratello Orso. Il tutto sponsorizzato da Stellantis. E la notte di Capodanno tema coa con le varie cover band come i Coldplay, i Comacode e i Codini di Campania. Il main sponsor sarà la Coca-Cola. Il tutto col patrocinio del Kodacom. Siamo sempre un passo avanti. One step beyond, come cantavano i Village People. No, non erano i Village People che la cantavano. Che loro par via di coe. Sì, va bene. No, va bene,